Di nuovo in onda, rigorosamente in diretta con Straordinaria a 3, in primo piano i temi della salute mentale. Saluto e ringrazio il nostro ospite, il dottor Michele Canil, lo conoscete tutti, neuropsicologo, psicoterapeuta e, mi piace ricordarlo, prorettore, vicerettore dell'Accademia Internazionale delle Scienze Costantiniane, che è un'importante istituzione che si occupa per l'appunto dei temi anche della salute mentale. Dottore, oggi è molto importante la sua presenza perché stiamo vivendo un periodo delicato da moltissimi punti di vista. Non solo perché si avvicinano le festività natalizie e sappiamo che le festività portano sempre anche delle conseguenze da un punto di vista psicologico ed emotivo, soprattutto nei soggetti più fragili, ma perché arriviamo da un mese difficile dal punto di vista della cronaca, con il caso di Giulia Cecchettin, che ha scosso, interrogato le coscienze e che mette al centro anche il tema, il rapporto tra genitori e figli, il tema dell'educazione in famiglia. Con lei oggi cercheremo di passare un po' in rassegna tutti questi punti e se volete aiutarci il numero lo vedete, è quello in sovraimpressione, potete quindi interloquire con il dottor Michele Canil. Mi passi il termine, dottore, questo per voi è un periodo di alta stagione? Sì, ironicamente possiamo dire così, alta stagione nel senso che dicembre è un mese particolare, perché è un mese che oltre ad avere il Natale, quindi tutti i riferimenti alla famiglia e alla storia personale, è anche un mese in cui l'essere umano tende a fare delle considerazioni conclusive, quindi anche un momento in cui si fanno delle riflessioni su quanto è stato l'anno, su cosa vorremmo dal futuro e quindi insomma ha degli aspetti introspettivi non da poco. Oltre a questo, chiaramente diciamo i mesi invernali rispetto ai disturbi dell'umore e ad altri generi di disturbi dello spettro mentale chiaramente risentono un pochino della stagionalità, però ecco questo sicuramente è un momento particolare soprattutto lì dove ci sono condizioni di marcata solitudine, di isolamento sociale, tutti quegli aspetti della nostra vita che vanno a peggiorare qualitativamente e che quindi vanno a toccare poi quella che è la nostra storia familiare ed educativa. La nostra esperienza in alcuni mesi dell'anno ha una sua, diciamo, stagionalità dimostrata. Diciamo che c'è più tempo per riflettere su se stessi e questo non sempre è un bene. Non sempre un bene, soprattutto quando la base da cui proveniamo è una base con delle psicopatologie piuttosto che degli aspetti traumatici o delle sofferenze, no? Noi possiamo trovare la persona che ha una sofferenza anche recente, che può essere ad esempio una rottura emotiva, una rottura affettiva, piuttosto che un lutto, e però reagire tutto sommato bene. E troviamo altre persone che nelle medesime circostanze può reagire estremamente male, perché lì alla base c'è stata una carenza ovviamente di quello che è il precursore di tutto e quindi la famiglia, le prime esperienze affettive che noi possiamo fare. Ecco, la famiglia che a Natale diventa una tappa obbligata per certi versi, nel senso che la famiglia a Natale può essere l'epicentro di gioie, sì, ma anche di tanti dolori, soprattutto se non ci sono rapporti equilibrati. Assolutamente sì, nel senso che una famiglia che da un punto di vista tecnico spesso noi chiamiamo disfunzionale, no? Che ha degli aspetti di scarsa capacità di accudimento, di relazione, che ha già creato in una persona tutto un bagaglio esperienziale non positivo, beh, questa sicuramente gioca un ruolo sfavorevole perché diventa disfunzionale poi ogni elemento che ci appartiene, salvo rari casi, e tendenzialmente appunto in questo periodo per diversi motivi ma anche proprio culturali, no? Legati al Natale. Noi vediamo in altre società dove ci sono altri eventi scanditi nell'anno
che diventano quelli poi l'elemento fondante di malesseri maggiori. E quindi, come dire, nella nostra cultura europea mediamente è il Natale. È il Natale. E quindi le faccio una domanda che all'apparenza può apparire brutale. Se ci sono queste condizioni, ci sono dei consigli, delle strategie per sopravvivere alla famiglia? Allora sì, non accusiamo la famiglia, ricordiamoci sempre che ci sono delle famiglie dove c'è un alto livello di sofferenza, ma anche molte famiglie dove per fortuna insomma, la vita progredisce in modo lineare e salutare. E sono la maggioranza, e sono voglio la sperare. maggioranza. Ecco. Diamo sempre anche i messaggi positivi, così ricordiamo che c'è un aspetto funzionale invece. Ma i consigli potrebbero essere questi, cioè in generale quello che si osserva è che lì dove c'è una scarsa funzionalità e quindi difficoltà affettive, relazionali, queste possono evolvere in molteplici disturbi. La cosa importante è che si è visto anche in alcuni studi cosiddetti longitudinali, no? Uno in particolare molto importante di Bowlby, un autore del secolo scorso, che studiò dei bambini dalla nascita fino quasi ai 40 anni, poi con le sue assistenti. Si è visto che lì dove c'è una famiglia disfunzionale, chiaramente c'è poi un progredire disfunzionale della persona e quindi più difficoltoso, più sofferente di fondo. Ma quello che il bambino che ha sofferto non fa in età adolescenziale o adulta è il chiedere aiuto. E quindi l'andare a chiedere aiuto o costruire una piccola rete di supporto è quello che spesso queste persone non fanno. Quindi ritorna il tema della solitudine che è fondamentale. Quindi lo possiamo fare tutti noi nel momento in cui vediamo una persona che è in difficoltà, che è da sola, provare ad aprire un dialogo, oppure la persona che è sola e in difficoltà, io la inviterei proprio a cercare una relazione, a provare a raccontare a qualcuno, che può essere l'amico, che può essere il vicino di casa, può essere il medico di base, i sanitari, tutti quanti. Nel cercare aiuto qualcosa si può fare di meglio sicuramente, quindi non lasciamoli soli. Però cercare aiuto per tanti soggetti è fonte di stress, quindi non cercano aiuto, non ce la fanno. Purtroppo la maggior parte di coloro che hanno una sofferenza importante non lo fanno, autonomamente non lo fanno. Può darsi che con un piccolo invito da parte di chi hanno vicino si sciolga qualche barriera, chi lo sa, però magari vale la pena mettere una parola in più, provare ad andare incontro a chi vediamo che ha una sofferenza. Quindi ripristinare il dialogo sostanzialmente. Dialogo sicuramente, stabilire un contatto, perché vede, al di là del dialogo dietro c'è un interesse che un essere umano mette per un altro e quindi l'empatia che probabilmente è mancata. L'empatia è appunto la nostra capacità di capire i sentimenti dell'altro e spesso dietro diversi disturbi, a volte anche dietro i disturbi d'ansia, di attacchi di panico, c'è proprio una mancata empatia o da parte genitoriale o comunque dell'ambiente che ha un po' forgiato la persona. Quindi provare, io dico, non nuoce più di tanto e chissà, se a volte un piccolo gesto da parte di tutti può aiutare qualcuno, è una piccola ma grande differenza, no? L'attenzione che possiamo mettere nei confronti delle persone vicine al giorno d'oggi sembra essere una merce molto rara. È anche improprio chiamarla merce, ma è per fare un esempio e quindi lì dove c'è una sofferenza profonda normalmente c'è anche la solitudine. L'empatia, ecco, spieghiamo bene che cos'è, non è mera compassione, l'empatia è qualcosa di diverso, è qualcosa di più. Qualcosa di più, l'empatia è il riuscire a vedere un pochino dentro quella situazione e magari anche al creare un dialogo, come diceva lei. L'empatia di per sé è un sentire nostro, no? Nei confronti dell'altro e quindi entrare un pochino in comunicazione è il passo successivo ed è quello che potrebbe fare la differenza. Vedete, ci sono molte situazioni che spesso addirittura non accedono a percorsi di cura e quindi anche questo dovrebbe farci molto riflettere, no? Accedere a un percorso di cura vuol dire fare la netta differenza anche in termini di sicurezza delle persone che stanno soffrendo e che
attenzione, possono mettere in rischio se stessi o gli altri, e questo è uno dei risvolti dei disturbi, diciamo, della salute mentale. Ecco, poco fa con gli ospiti che l'hanno preceduta, creiamo questo link, abbiamo parlato dell'intelligenza emotiva dei nostri nonni. Quindi magari c'era poca cultura, nel senso poca educazione, scuole, università, ma c'era la capacità di entrare in connessione con gli altri. Oggi forse c'è meno intelligenza emotiva di quel tipo, visto che parliamo e parleremo di dialogo tra generazioni fra pochissimo. Sì, io credo di sì, questa è una mia opinione, ma insomma sembrerebbe supportata anche da quelli che sono i dati. L'intelligenza emotiva di fondo è una capacità di comprendere l'emozione e poi di trasformarla in un gesto che può tradursi in una buona educazione, cioè nel far fare una buona esperienza educativa ai nostri figli. E per buona educazione apriamo una seconda parentesi. Spesso mi dicono, ma se io i miei figli gli do tutto, li accontento, cresceranno più forti, non li frustro mai. No, attenzione, non è così. E non sono solo io a dirlo, sono molti autori importanti. Cioè, un po' di frustrazione serve ai nostri figli, perché altrimenti non li abituiamo assolutamente a reggere quelli che possono essere i contraccolpi futuri. Prima cosa, e seconda cosa, dobbiamo pensare che solo attraverso un pochino di fatica e impegno riusciamo ad ottenere le piccole o grandi cose che noi vorremmo ci fossero nella nostra vita. E quindi li educhiamo in questo modo a conquistare quello che loro desiderano. È molto più frustrante il contrario, perché se da un lato costruiamo un bambino o una bambina che non hanno frustrazioni e sembra beneficiarne, un giorno impatteranno gravemente nella società. E questo impatto arriva già con la preadolescenza. Il giorno d'oggi è tutto molto anticipato. Nella preadolescenza ci sono anche questioni relazionali. La prima fidanzatina o fidanzatino che vanno a chiudere il rapporto, piuttosto che il brutto voto, piuttosto che una sconfitta sportiva, diventano il primo piccolo ma per loro enorme scoglio, perché non hanno mai fatto questo tipo di attività del far fronte all'evento negativo. Quindi educare al fallimento. Certo che sì, educare al fallimento, ad incassare. Incassare permette di fare un po' pace, non accusarsi, non far precipitare l'autostima, come invece succede per chi è troppo poco abituato a farlo. Non solo, fa poi elaborare, ma qua si chiede l'aiuto di tutta la famiglia, elaborare una strategia per far fronte, per dire dai, riproviamo e vediamo cosa si può fare. Questo è fondamentale perché costruisce la base soggettiva dell'individuo per il futuro, no? Quindi anche magari questi genitori performanti che chiedono al figlio appunto di performare, di essere magari sempre ai primi posti delle classifiche sportive piuttosto che a scuola, non fanno il bene dei figli. Rischia di essere un troppo, e questo troppo purtroppo presenta un conto in un'unica soluzione più avanti nel tempo. Tende a non dare, come dire, particolari avvisi, soprattutto nella prima età scolare, quindi elementari medie, no? Poi tende ad arrivare con la preadolescenza o comunque intorno ai 12 anni potremmo già avere manifestazioni di difficoltà. Se noi ancora una volta a quella bambina o quel bambino gli consentiamo una via di uscita facilitata, non gli stiamo insegnando a cavarsela. Quindi a forza magari di caricare la bambina, il bambino di attese, questo prima o poi si blocca? Si blocca, nel bloccarsi cala l'autostima e non solo, internamente si blocca anche il dialogo, perché la bambina o il bambino cominciano a dire no, come io sono sempre stato un vincente, non posso accettare di essere diverso da così. E quindi comincia quella che potrebbe anche evolvere in maniera un po' più importante, uno scollamento. C'è un io, un sé del bambino che dice ma come io sono sempre stato vincente, l'altro sé comincia a dire questo è un fallimento, devo prenderne atto. Quindi una separazione progressiva dalla realtà. Uno scollamento interiore, che poi diventi uno scollamento anche dalla realtà, ci si augura di no, ma potrebbe accadere. Quelli sono casi estremi in cui si arriva a un disturbo di tipo psicotico poi,
o comunque borderline che, ahimè, riempiono la cronaca nera, anche come immagino i fatti recenti di cui si è molto parlato. Quindi una buona distribuzione, un granello di frustrazione serve, un granello di autostima serve, forse anche un granello di performance non fa male, ma deve essere tutto equilibrato. Non possiamo avere uno squilibrio troppo forte da una parte o dall'altra, perché attenzione, se sovradosiamo anche la frustrazione avremo una persona depressa che non ha fiducia in sé, che non costruirà relazioni e che probabilmente è destinata anche a un disturbo dell'umore. Quindi lei dice che i genitori devono essere bravi nel dosaggio. Nel dosaggio, devono essere artigiani e purtroppo è molto difficile questo lavoro, perché l'artigianalità dell'essere genitori significa dosare un pochino alla volta i vari aspetti che sono necessari ai nostri figli, con la seconda complicanza che non tutti i nostri figli sono uguali, perché nelle famiglie dove ci sono 2 o più figli è esperienza di ogni genitore che lo stesso metodo non produce lo stesso risultato con uno o con l'altro, quindi dobbiamo anche essere un pochino bravi a cucire su misura questo abito che chiamiamo educazione. Un abito su misura, tailor made, mi piace questa espressione, quindi non ci sono soluzioni industriali. No, ci sono delle linee generali, ma poi va sempre cucito un po' su quelle che sono le esigenze di ogni tipo di personalità, e a volte la personalità la vediamo già nei bambini piccoli, a 1 anno o a volte anche prima, no? Il temperamento. Abbiamo il bambino che in ostetricia ha già un temperamento forte, quello più remissivo, e già la base genetica un pochino c'è. E senta, dottor Canilla, lei ha scattato questa fotografia generale in più occasioni in questo quarto d'ora che abbiamo passato insieme, appunto mi è venuta in mente la vicenda di Giulia, e non potrebbe essere altrimenti. Senza, ovviamente ogni storia è a sé, non vogliamo dare giudizi sul caso specifico e ci mancherebbe altro, ma come abbiamo detto la storia di Giulia Cecchettin ha aperto un dibattito politico, sociale e civile senza precedenti, ha scosso le coscienze, interroga sul ruolo anche di genitore, sul ruolo degli educatori, sulla capacità delle comunità di fare rete. È così. Lei che sentore ha, che giudizio ha di questo mese di dibattito, a volte anche forte e strumentale? Allora, premetto che è difficile, bisognerebbe andare a conoscere nel dettaglio, e questo è anche un po' il lavoro poi di noi periti, quello di andare a capire bene le situazioni. Ci sono diverse aree, secondo me. La prima è che spesso, purtroppo, in realtà ci sono delle situazioni che nascono da un seme e germogliano un pochino alla volta. L'importanza di intercettare il prima possibile delle situazioni che nascono come un disagio, una sofferenza e poi possono esordire fino alla cronaca è proprio quello che dobbiamo tentare un po' tutti di fare. Dico un po' tutti perché non è solo una prerogativa di noi clinici, ma è forse anche il fare un po' più rete, come diceva lei, in una società in cui la rete, ahimè, io vedo che sta sempre mancando. Dopodiché dobbiamo anche considerare questo: un conto è un'evoluzione di un disagio che può portare ad un disturbo di cosiddetta area nevrotica o un disturbo borderline, oppure in terza fascia un disturbo psicotico, e qua è tutto da vedere, da capire, però dobbiamo renderci conto che ci sono dei livelli anche di gravità, e quindi la progressione di un disagio così forte può portare anche ad arrivare a livelli di gravità molto importanti. In realtà poi quelli che sono i cosiddetti buffet deliranti tecnicamente sono pochi, cioè questo falso mito della persona normale, del vicino di casa che un giorno si sveglia e apre il fuoco contro tutti, in realtà è una cosa di una rarità estrema. Diciamo che anche la categoria del raptus, spesso si utilizza questo termine, che è un termine anche giornalistico, di per sé non esiste. Non esisterebbe, no.
Perché appunto raptus lo convertiamo in linguaggio tecnico come un buffet delirante o un accesso, un esordio di tipo psicotico paranoide, ma non sono mai così immediati, non nascono da nulla. Purtroppo nascono invece da tutto un retroterra di sofferenza. Questo penso sia importante che sia accertato. E poi il grande quesito che mi sono posto, anche sentendo proprio la cronaca, i dibattiti di questo mese, è come potremmo fare noi ad intercettare precocemente queste situazioni per il bene di chi compie un gesto estremo e di chi purtroppo lo subisce. Forse servono degli altri strumenti che in questo momento in parte funzionano sicuramente, ma vanno rinforzati. Purtroppo le previsioni dell'OMS non sono buone in tal senso, perché ci dicono armatevi un pochino di più nell'area psicologica, psichiatrica, neuropsicologica, perché probabilmente lì ci sarà un aumento di sofferenza. E quindi forse servono anche nuovi strumenti, nuove strutture, questo è tutto da vedere. Nuovi investimenti anche pubblici. Sicuramente, sicuramente. Quello che stiamo facendo copre in parte, o probabilmente copre anche al 90%, questo è difficile da stabilire, ma caspita, quel 10% lì può fare la differenza. E stiamo parlando spesso di vite umane, ma non solo riferito a questo caso di Giulia, ma riferito anche ad altre situazioni in cui sono le persone stesse che hanno una patologia e fanno male a se stessi, piuttosto che mettere in pericolo gli altri. Quindi va fatto con una coscienza sia per chi soffre sia per chi subisce. Quindi anche c'è tutto il tema dell'autolesionismo sostanzialmente. Lesionismo e non di meno il suicidio, che rimane sempre un aspetto molto complicato del nostro lavoro, sia, diciamo, ci sono degli elementi di previsione sicuramente, sono più difficili gli elementi di previsione di chi può compiere un atto aggressivo verso qualcun altro. Sebbene in genere dietro queste situazioni, in genere dico, perché qua bisogna, ripeto, vedere sempre nello specifico, queste persone tendono a vivere l'impossibilità di separarsi, quindi una dipendenza che arriva ad un grado così estremo per cui la separazione non è concettualmente non è fattibile, e quindi l'atto aggressivo in qualche modo andrebbe a spegnere quell'idea di abbandono, un'idea di abbandono chiaramente patologica, sofferente al massimo livello. E che è frutto di una dipendenza affettiva. Una dipendenza affettiva, categoria ancora un pochino, secondo me, sottovalutata nel nostro ambito psichiatrico, ma che diventa fondamentale non solo in questo caso, ma anche nei casi proprio del cosiddetto suicidio o d'abbandono, no? Che purtroppo poi insomma ha tutta una sua statistica anche in relazione ad esempio all'andamento delle società. Si è visto che lì dove in generale ci sono delle eccezioni, comunque lì dove le società tendono ad aumentare il benessere economico e sociale, peggiorano i suicidi, quindi aumentano. Lì dove una regione piuttosto che uno Stato tende ad avere un po' una fase depressiva economica, tendono a migliorare. Diciamo che l'arte quindi della sopravvivenza porta le persone a concentrarsi su altro. Chi lo sa, forse in quel caso lì ci stringiamo maggiormente nella famiglia, nel nido, o in qualche modo diventa più supportivo il relazionarsi tra persone nella difficoltà. Siamo meno inclini a solipsismi sostanzialmente. Probabilmente sì. Ma senta, dottore, lei ha centrato uno dei temi, secondo me, proprio quello della dipendenza affettiva. Se ne parla ancora troppo poco. Possiamo spiegare a casa che cos'è una dipendenza affettiva? Allora, partiamo da un'idea. L'essere umano, o meglio i mammiferi, dipendono. Noi nasciamo dentro una dipendenza, e guai se non fosse così. Provate a immaginare una mamma con i suoi cuccioli che non accudisce i cuccioli, diventa un dramma già in partenza. Quindi una certa quota di dipendenza in realtà è qualcosa che può essere considerato anche positivo, cioè intendiamo per dipendenza quel tipo di interazione dove l'altra persona diventa molto importante per noi e noi siamo molto importanti per l'altro.
L'aspetto problematico nasce quando la quota di dipendenza è troppo grande, cioè quando la persona diventa estremamente fondamentale. Come si fa a delineare questo? Ma è un po' difficile perché non è che sia come il colesterolo che diciamo va bene fino a 200 diciamo che è tollerabile, oltre i 200 bisogna stare attenti. La dipendenza diciamo, riguarda poi non solo la relazione da una persona all'altra, ma riguarda anche tutto il contesto che la persona vive al di là di quella relazione. Quindi nella misura in cui io ad esempio ho una rete sociale, ho un lavoro, ho una passione, ho una famiglia alle spalle, i miei bisogni sono sufficientemente coperti. Nel caso in cui io invece sia una persona estremamente sola, è come se io fossi un tavolo che non poggia su 4 gambe, o su 6, o su 8, o su 20, ma sono un tavolo che poggia tendenzialmente solo su una gamba, me stesso. Quelle persone tendono ad essere un po' più a rischio, perché persa, diciamo, l'unica relazione o interazione nella quale sono impegnati, nella quale investono il 100% di sé, è come se si perdesse tutto e lì comincia il dramma. Quella è la fase drammatica. Per cui se io ho una struttura di personalità, la cosiddetta normale, che non si è mai vista ancora, ma diciamo nevrotica, normale, posso reagire in un modo. Se io ho una struttura di personalità borderline, reagisco già in un'altra maniera. Se ho una struttura psicotica, chiaramente si evolve in un quadro drammatico, o per me stesso che la vivo, o per l'altra persona. Non c'è più la separazione tra individualità. No, e quindi quella simbiosi là diventa un elemento che nella mente della persona non può essere perso. Chiaramente quindi la distribuzione dei nostri bisogni è fondamentale. Lì dove sono troppo concentrati si parla di dipendenza affettiva, perché diventa fondamentale e non permette nessun'altra scialuppa di salvataggio alla persona. E anche qui, tornando al tema educativo, al ruolo dei genitori, i genitori devono educare, o comunque gli educatori devono educare alla indipendenza affettiva. Noi spesso abbiamo parlato, no, il mito del nord-est, l'indipendenza economica. C'è l'indipendenza economica, c'è anche l'indipendenza affettiva. Poi a volte le due cose vanno anche di pari passo. Bravissimo. A volte riscontro nella pratica clinica, ma anche nel confronto con molti altri colleghi, come spesso, adesso facciamo un disegno di massima, anche l'imprenditore che ha delle possibilità, che si è impegnato molto nella vita, che ha molte cose, se effettivamente è troppo slegato, è troppo autonomo, finisce per essere solo e tende a cadere anche lì in una sorta di dipendenza affettiva. Anche quella è una situazione di rischio. Quindi lì dove fondamentalmente facciamo la metafora del tavolo, che faccio sempre ai miei pazienti perché è molto chiara: se noi siamo un tavolo dobbiamo avere almeno 4 gambe per essere stabili. Già 3 gambe, cioè 3 elementi, che può essere il lavoro, la famiglia e una buona amicizia, a volte non sono del tutto sufficienti. Io la ringrazio, dottore, sono riflessioni molto profonde, molto utili secondo me. E quindi fra qualche istante, abbiamo un minuto proprio di pubblicità, ritorneremo a occuparci di questo, facciamo anche dei passi ulteriori, a fra poco. I temi della salute mentale, di nuovo in onda per Straordinaria 3 con il dottor Michele Canil, neuropsicologo, psicoterapeuta. Dottor Canil, stiamo mettendo in fila diversi temi, no? Siamo partiti dalla tristezza, nostalgia tipica del Natale, che non fa bene soprattutto ai soggetti più fragili, per poi arrivare al tema delle relazioni, dei legami affettivi, delle relazioni affettive, della patologia delle relazioni affettive. Insomma, siamo reduci, lo ripetiamo, da un mese di cronache, dal caso Giulia Cecchettin, che ha scosso le coscienze di tutti noi e non soltanto. È un caso che veramente non ha precedenti. Le chiedo: perché è un caso che non ha precedenti? Perché il paese intero si è fermato per
dire addio a Giulia, perché il paese intero si è diviso per esempio sul tema del patriarcato, perché c'è stata questa empatia, tornando al termine che abbiamo utilizzato prima, nei confronti di questa vicenda specifica? Ma posso solo fare delle ipotesi e chissà, vediamo se poi possono essere condivise anche da chi ci ascolta. Io credo che a fronte di altre situazioni dove ci sono stati dei delitti, delle situazioni molto cruente, sia giusto comunque portare un rispetto e ricordarci anche delle altre situazioni, perché, come dire, un episodio di cronaca nera non fa male ad una persona, ma fa male a 100 persone, le famiglie, gli amici e tutto quello che è correlato. Io credo che quello che ha mosso molto a livello emotivo le persone sia un po' l'idea che ci siamo creati da questi dibattiti e dalla storia che abbiamo sentito di Giulia, che probabilmente abbiamo immaginato e disegnato nella nostra mente un po' tutti come quella ragazza disponibile oltremodo che quasi con uno spirito credo da Croce Rossa andava incontro a delle richieste e non metteva limiti. Credo che ci sia un disegno nelle nostre menti di una bontà importante da parte di lei e quindi il dispiacere collettivo del vedere che il tutto possa finire in una maniera così tremenda. D'altro canto c'era anche tutta la situazione poi da parte di lui che insomma sicuramente adesso stanno approfondendo le motivazioni e cosa può aver spinto in un modo così anche forse poco lucido a compiere questo atto. Penso che tutta questa situazione abbia fatto costruire nelle persone una tenerezza e in fondo, sa, quando c'è un delitto immaginiamo tutti che quella persona può essere la figlia, la sorella, la vicina di casa o qualsiasi altra figura e tendiamo un po' a identificarci, no? Tutti noi siamo spinti a dire ma forse se io ero lo zio, il papà, l'amico o chissà cosa avrei potuto fare qualcosa oppure no. Come mi sarei comportato, ma e quindi c'è una forte immedesimazione. Questo sì, ed è un aspetto umano, no? Noi andiamo al cinema, tendiamo a identificarci, ci medesimiamo su quello che vediamo. È lo stesso. Erano giovani normali, erano famiglie normali, perché spesso poi questi episodi di cronaca vengono collegati a situazioni magari patologiche, borderline, e qui invece tutto rientrava nella norma, anzi. Questo purtroppo all'apparenza, ma è tutto da verificare. Io credo che insomma, compiere un atto del genere comunque implichi un livello di sofferenza che non credo sia comune. Purtroppo tocca parlare di sofferenza in ambedue casi. Questo ha mosso tutta l'opinione pubblica. Poi sul patriarcato, sul maschilismo, su questi aspetti è difficile perché insomma, si rischia sempre di generalizzare un po' troppo, no? Bisogna sempre vedere lo specifico e come si cucisce un abito su misura, poi bisogna anche capire come è fatto, cioè che tipo di storia c'è dietro tutto questo. Accusare o no le famiglie cambia poco. Qui penso che valga la pena di interrogarci su come intercettare in modo precoce situazioni che possono evolvere male. Ma su cosa devono stare particolarmente attenti gli educatori, i genitori? Quali sono i segnali? Allora, ripeto, non so nei dettagli perché solo chi starà facendo le varie perizie conosce bene i dettagli, ma parliamo in generale. Bisogna capire quando già da bambini diamo dei segnali un po' di disagio e poi capire in adolescenza che piega prendono questi disagi, perché se prendono una piega di tipo clinico importante, quindi su una malattia psicopatologica, psichiatrica, lì bisogna fare un intervento mirato e capire se ci sono delle possibilità per quella persona di fare una vita normale oppure va
pensato un processo di vita un po' diverso, i farmaci, la terapia, il supporto, la famiglia. Bisogna anche interrogarsi, la famiglia sta bene, in realtà c'è un elemento della famiglia che sta male o è stata male, perché a volte anche una madre, con tutto l'impegno che ci può mettere, può avere una sofferenza del passato che tende ad emergere, piuttosto che situazioni traumatiche di cui si parla sempre poco, ma sono degli elementi che creano una svolta dal punto di vista psicologico nella Diamo persona. un nome a questi traumi. Quali possono essere? Allora, purtroppo traumi da abbandono, mancato accudimento, piuttosto che genitori che in genere possono avere altre patologie di tipo psicopatologico, psichiatrico, di cui magari nessuno si accorge effettivamente o vengono sottovalutate, piuttosto che situazioni di traumi ancora più gravi, quindi parliamo di abusi, parliamo di maltrattamenti, parliamo di violenza. Abusi e violenza sono ancora troppo poco nominati, è una realtà che è ancora in corso, non è che si sia estinta al mondo e purtroppo la vediamo solamente negli studi durante le terapie. Quindi abusi nei confronti dei minori Dei minori, sostanzialmente. certo. Abusi immagino di tutti i tipi, sessuali, fisici, psicologici. Aggressivi, sessuali, di varia natura e a volte anche, attenzione, non di meno ci sono gli abusi o piuttosto che i maltrattamenti che i bambini possono osservare nella coppia genitoriale che ha un conflitto fortissimo, perché anche l'assistere alla mamma e al papà che litigano in modo violento crea un trauma, crea un'incisione che non va via da sola. Pochissime persone hanno quella capacità di cancellare o rimuovere quel ricordo, generalmente produce qualcosa. Però soprattutto in questi ultimi casi, cioè quando i genitori sono artefici dell'abuso, di qualsiasi tipo di abuso, come possono diventare poi veicolo di educazione? Qui manca un ingranaggio. Manca un ingranaggio che se diciamo, gli attori sì, dell'abuso sono i genitori, purtroppo si innesca tutta una macchina anche burocratica per cui non sono più loro gli educatori adeguati per quel minore, ma lì poi si prendono altre vie. Se l'abuso o la violenza viene fatta da un altro attore esterno alla famiglia, lì tutto sommato i genitori sono una risorsa e quindi bisogna lavorare anche con la famiglia. Quindi devono far parte di un eventuale percorso terapeutico. Senza dubbio, questo è indispensabile. Quindi qui siamo di fronte alla patologia, diciamo così, conclamata, poi in mezzo c'è tutta una serie di sfaccettature, no? Di comportamenti che possono essere nocivi sul figlio, sulla figlia, sui figli. In epoca adolescenziale, qual è il campanello d'allarme principale? Allora, i campanelli di allarme sono di due tipi sostanzialmente. Abbiamo dei comportamenti come dire, che possiamo definire estremi. L'estrema chiusura, l'estrema ribellione, sostanzialmente tendono ad accedere questi ragazzi con forti sofferenze all'abuso di alcol o sostanze. Magari i genitori non stanno sufficientemente attenti, non perché non siano capaci, ma perché non presumono che possa esserci questa difficoltà, quindi bisogna tenere molta attenzione. Purtroppo non è più l'adolescenza nel mondo di 50 anni fa, ma in un mondo che, ahimè, offre di tutto e di più e a portata di mano, quindi i ragazzini possono fare un po' di tutto. Piuttosto che l'aggregarsi dei nostri figli in età adolescenziale a gruppi molto particolari in cui si persegue, non so, il bullismo o il bullismo estremo. Le baby gang, noi le chiamiamo baby gang. Già sulla baby gang abbiamo come dire, un dato talmente esplicito che lì non occorre neanche indagare più di tanto. Sicuramente lì c'è una mancata capacità dei ragazzi e forse anche da parte della famiglia di comprendere l'ambiente in cui stanno, no? E quindi hanno dei comportamenti che sono completamente fuori regola, di convivenza, di rispetto, di capacità di capire che esiste l'altro.
Altri comportamenti che, come dire, sono un po' all'opposto, l'estremo isolamento, l'incapacità, il vedere che i nostri figli non entrano in relazione con gli altri, anche quello è un segnale di cui dobbiamo tener conto, non col livello di gravità delle altre cose che abbiamo detto, però insomma è bene intervenire in qualche modo, almeno come genitori. È interessante questo perché ci sono due situazioni agli antipodi. Quindi l'estremo isolamento che sappiamo soprattutto sull'onda del Covid è sfociato nella sindrome di Hikikomori. E quindi ne abbiamo parlato tra l'altro con il dottor Canil diverse volte, questi ragazzini che si isolano all'interno delle loro camerette, in alcuni casi viene attivata addirittura la didattica a distanza. E poi invece dall'altro lato invece il branco. Il branco. Non c'è una via di mezzo. La via di mezzo è difficile perché, diciamo, fin tanto che nella via di mezzo c'è dialogo con i genitori, come dire, può tenere il polso e avere sicuramente un maggiore controllo sulla situazione. C'è una telefonata, pronto? Chi parla? Sì, buongiorno, sono Deborah da Treviso, volevo fare una domanda al medico, ma ho sentito adesso che stavate proprio parlando dei hikikomori. Mio figlio infatti ha proprio questo atteggiamento di isolamento nella sua camera e soprattutto adesso che siamo vicini alle feste rinuncia a ogni tipo di contatto con queste tradizioni e volevo un pochino chiedere al medico come ci si poteva rapportare per cercare appunto di aprire un varco di dialogo che diventa sempre più difficile con questi adolescenti. Grazie Deborah. Grazie. Dottor Canil. Allora, qui bisogna capire un po' intanto quella che è la situazione in cui si è creato questo isolamento da parte del figlio della signora Deborah, quindi andare a comprendere se ci sono stati degli eventi singoli che lo hanno fatto chiudere e a volte può essere un evento singolo, anche un rifiuto, un bullismo che può aver subito su una personalità magari un pochino più introversa, un pochino più timida, oppure con la paura dell'abbandono, no? Che è un elemento importante questo. Oppure se non c'è stato un evento singolo, ma magari un progressivo avvicinarsi all'isolamento, diciamo così, una goccia ogni giorno, e capire se ci sono dei sentimenti di colpa, perché spesso questo è un elemento che sta alla base. Il ragazzo, l'adolescente o anche il bambino che ha provato eccessiva colpa per varie ragioni, adesso non stiamo dicendo necessariamente famiglia, può essere anche predisposizione, come abbiamo detto prima, l'educazione è un abito su misura. Quel bambino là probabilmente nel provare eccessiva colpa all'interno delle relazioni che lui ha stabilito, ecco che un pochino alla volta per preservare se stesso arretra finché arriva ad isolarsi. Quindi qua secondo me capire un pochino la dinamica con cui è avvenuto questo isolamento progressivo. Ovviamente se la signora Deborah riesce a aprire un dialogo per capire senza giudizio cosa lui prova e se magari non è possibile questo con la madre o il padre, cercare delle altre figure che possono cominciare a stabilire un dialogo, perché da quello poi riparte tutto. Entrare quindi in questa cameretta e iniziare a lanciare una... Guardi, ci sono anche dei miei pazienti che hanno cominciato il dialogo purtroppo in situazioni estreme attraverso la porta. Però in qualche modo stabilire un filo, quello come dire a imbuto è l'unico passaggio che ci consente poi di fare in modo che dall'altra parte cominci ad attivarsi una relazione. Ce ne sono tanti. Allora, le statistiche ci dicono che c'è un po' di aumento, non possiamo dire ancora che ce ne siano tanti, però c'è un numero che bisogna un po' tenere sotto controllo. Il post-Covid ha tendenzialmente aumentato un po' a livello globale queste situazioni. Quindi la persona che era già timida e che era un po' sull'orlo, probabilmente nel post-Covid può aver sviluppato un isolamento importante. Pronto, chi parla? Sì, buongiorno, sono Roberto da Montebelluna. Roberto, buongiorno. Prego. Buongiorno. Cortesemente volevo chiedere al dottore, ecco, le persone anziane che non hanno figli, nipoti e che si trovano a trascorrere il Natale, queste feste, ecco, senza avere nessuno neanche in questo periodo che magari può
un attimo allietarli le giornate. Quindi Chiedevo cortesemente come fare, amici dei miei genitori. come anche approcciarle, lei dice, signor Roberto? Comandi, scusi? Come approcciare anche questi anziani? Come approcciarle, sì. È interessante perché appunto non è facile, la ringrazio Roberto di questa domanda, non è facile entrare nelle solitudini altrui, No. perché a volte c'è anche il timore di invadere uno spazio. E spesso purtroppo lì dove la situazione è anche troppo acuta è la persona stessa che va a chiudere i primi tentativi, quindi buona norma è sempre entrare un pochino in punta di piedi e provare ad usare, come si diceva prima, l'empatia e quindi provare a capire un pochino che bisogni ci sono dall'altra parte. Con l'anziano ci sono diversi elementi, quindi caso diverso può essere l'anziano che ha subito un lutto, si è isolato e quindi ci sono delle motivazioni, altro caso è l'anziano che può avere altre patologie che lo portano a chiudersi e spesso possono essere apparentemente banali ma sono importanti. Partiamo da una perdita di udito, partiamo da una difficoltà di deambulazione, la perdita di alcune amicizie che in terza età può accadere, piuttosto che una depressione latente di cui magari non ci si è ben accorti ma che sta lavorando in profondità. Anche lì entrare appunto in relazione e provare ad accedere anche attraverso i bisogni che potrebbe avere l'anziano, perché spesso fa piacere, no? Qualcuno che si occupa di noi. Spesso si dice che l'anziano torna un po' bambino e probabilmente sarà così per tutti noi e quindi qualcuno che ci offre un aiuto a quella parte nostra più infantile può fare la differenza. Il bambino che c'è in noi, ma al di là anche di questo aspetto, torno sempre al blocco precedente, perché abbiamo parlato del Veneto di una volta, o comunque senza avere ovviamente visioni edulcorate del passato, però probabilmente nel Veneto di una volta, o comunque nel Veneto di una volta fino a qualche anno fa, c'era anche un maggiore dialogo fra le generazioni. Ci siamo occupati di educatori, di genitori, ma c'è il tema dei nonni e più in generale della terza età che dialoga con le nuove generazioni. A me pare che questo dialogo stia mancando. Sta mancando perché sembrerebbe che la società così come è costituita ha creato un divario che non è cronologico di età, ma è un divario di capacità, di interessi, di modalità di interazione, per cui i nonni di oggi non è detto che riescano a comunicare con gli adolescenti, primo perché un pochino sembra mancare quell'area di saggezza e fiducia verso i nonni, ma casomai vengono visti come qualcosa di troppo distante. E un pochino perché le modalità interattive degli adolescenti, teniamo conto che sto generalizzando, sono estremamente diverse. È difficile spiegare ai nonni perché molti adolescenti si trovano seduti sulla panchina in 5 e tutti stanno chattando con qualcun altro. Può darsi che da parte di alcuni nonni scatti ovviamente il giudizio, perché una volta il giudizio era un valore educativo, no? Più o meno lo si accettava tutti perché significava così va bene e così non va bene. Ora viene un po' a mancare quell'elemento lì. Anche questo, quindi divergono proprio i linguaggi, non c'è un terreno comune, è tutto da costruire. È da costruire, oppure chissà, probabilmente se noi diventeremo nonni, noi generazioni di mezzo, piuttosto che i giovani di oggi, può darsi che ci sia un gap un po' meno, cioè la forbice un po' meno ampia. In questo momento è un po' così. E poi forse anche culturalmente la figura del nonno è venuta, o della nonna è venuta un po' a mancare come rifugio saggio che ci può aiutare, che ci può consigliare, che ci può anche un po' raccontare la vita, no? Raccontare la vita necessita di tempo e oggi io vedo che il tempo non ce n'è. Non abbiamo più tempo per niente. Deve essere tutto pieno di attività, ma questa forse è la più fondamentale, perché il nonno così ideale come possiamo averlo in mente, o la nonna, è colei e colui che ci raccontano un po' come andranno le cose, no?
da un punto di vista interiore. Poi i tempi cambiano, ma l'essere umano rimane quello. Quindi tante attività, siamo iper eccitati sostanzialmente, però poi alla fine soli o comunque tendiamo a comportamenti estremi. Tendiamo a compensare, penso proprio di sì. E questo non è un bene perché manca quel tempo anche, tra virgolette, di noia in cui ci si siede e si dialoga e nel dialogo trasmettiamo tanto. L'ozium. Esatto. Quindi magari un augurio per Natale potrebbe essere proprio questo, insomma, recuperare una visione del tempo. Una visione del tempo. Facciamo una provocazione, oziamo tutti un pochino di più e passiamo del tempo a dialogare, non è un ozio in realtà, e teniamo sempre conto di questo. I nostri figli spesso imparano dal quello che gli inglesi chiamano il modeling, cioè ci osservano, guardano come noi facciamo una cosa o come conduciamo un'interazione e quella la fanno loro. E quindi ricordiamoci sempre che dagli spazi informali, dai passaggi più inattesi, loro imparano qualcosa. C'è una telefonata, siamo addirittura d'arrivo, ma sentiamo. Pronto, chi parla? Sì, pronto, buongiorno, Paola da Padova. Buongiorno signora Paola, prego. Buongiorno, grazie mille per l'opportunità. A lei. Allora, io credo che tanti disastri siano cominciati col vietato vietare, parliamo del 68 in su. Poi sentirò naturalmente il parere dell'esperto, un po' la disgregazione della famiglia, perché in effetti la famiglia, i nonni che sono a ricovero, cioè è un patrimonio che abbiamo perso terrificante e ne stiamo constatando tutti gli effetti. Altra battaglia non così tanto sottovalutata, l'evento dei cosiddetti social, smartphone eccetera, e pensare che già negli anni 2000 era già stato lanciato questo allarme di questa degenerazione che sarebbe avvenuta, però nessuno ne ha preso atto. Difatti vediamo. Allora, piccole soluzioni che magari possono sembrare sciocche, però sentiremo l'esperto cosa ne pensa. Perché non fare un'adozione di un cane che la famosa pet therapy, io ho visto fare miracoli sia su adolescenti sia su anziani, e poi anche un po' spostarli verso il volontariato, che si riesce a portarli una volta, poi si apre letteralmente un mondo. Ecco, grazie mille per l'opportunità, buona giornata. Grazie signora Paola, è molto lucido il pensiero di Paola, ha fatto ha scattato una fotografia, possiamo essere d'accordo o meno, però poi alla fine fa una proposta molto operativa. Come la vede, dottore? Molto bene, molto bene. Non dobbiamo mai dimenticare, noi clinici, che c'è anche tutta una vita sociale delle persone, quindi spesso consigliamo anche proprio, se non la pet therapy, qualcosa del genere. Adesso fanno anche, insomma, ci sono molte attività. Quella sicuramente è un'ottima cosa, soprattutto, come diceva la signora, con gli anziani. Sta dando dei buoni risultati e quindi perché no? E poi, riagganciandomi brevemente, dico solo questa cosa. Giorgio De Chirico, il famoso pittore, a cavallo tra le due guerre, faceva questi disegni, queste pitture metafisiche, e metteva sempre gli uomini come dei manichini senza volto. Questo perché lui già immaginava che l'uomo era troppo automatizzato a tutte le schematicità della vita. Insomma, è stato un precursore, ma anche Charlie Chaplin, col film Tempi moderni, aveva già supposto che questo potesse essere realtà. Dottore, grazie davvero per questa chiacchierata ricca di spunti anche molto operativi. Grazie quindi al dottor Michele Canil, io ringrazio dalla regia Simone Merlo e Alessandro Granziera. Dopo di noi l'immancabile film di Antenna 3, immancabile film di Natale del 1998, un film australiano, Crackers, per la regia di David Swan, e noi ovviamente rientriamo in diretta alle 18:30. È tutto, buon pomeriggio.